Valentini, numero 6 Malagoli Andrea, il numero 14 Verona Alessandro, allenatore Resende Bruno. Ok, Trissino, con il numero 54 il portiere Adrian Tata, con il numero 2 il difensore Diego Nicoletti, con il numero 4 il capitano Carlo Bertinato, con il numero 5 l'attaccante Alessandro Faccini, con il numero 9 l'attaccante Nicolò Vitalis, con il numero 17 Savi Rubio centrale, numero 21 difensore Alberto Greco, numero 80 centrale Ferran Formager, numero 77 l'attaccante Filippo Schiavo, numero 11 Bovo, il numero il mister Manuel Pacho Perez. Buon divertimento. Buonasera, buonasera a tutti nuovamente, a tutti gli sportivi, a tutti gli appassionati di hockey e a chi non riesce a presentarsi al Pala Dante di Trissino questa sera, posticipo della nona giornata del campionato di A1 di hockey pista. Si affrontano, come già annunciato precedentemente, le squadre del Wasken Ladi ospiti e la squadra di casa Hockey Trissino. Nota tecnica principale per quanto riguarda gli ospiti è la mancanza del capitano, di uno dei maggiori realizzatori dell'Hockey Lodi, Domenico Illuzzi. Al completo invece il Trissino. Le squadre sono allenate da Nune Resende, per quanto riguarda i Lombardi, invece Barcelo Perez per il Trissino. In porta a scontrarsi due pezzi da 90, Adrià Català per il Trissino, il miglior portiere dello scorso anno, ex Lodi, e quindi dal lato lombardo, nella squadra lombarda abbiamo Grimat, un veterano del campionato italiano, arriva da Giovinazzo Matera e campione del mondo con la nazionale argentina. Pronti al via, arbitrano l'incontro questa sera il signor Luca Molli di Viareggio e Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo. Partiti, pallina al Lodi, in starting five del Lodi con Compagno, Malagoli, Cherido, è già un fallo. Niente, allora mi comunica giustamente con la base di ricerca Lucato che al cronometro non sono riusciti a far partire, quindi l'incontro si resetta da zero con pallina in mano ai lodigiani. Come detto, Grimati, lo starting five del Lodi, Compagno, Chierido. Vediamo un po', sto seguendo anche la situazione fra gli arbitri ausiliari e gli arbitri di campo che devono sistemare l'apparecchiatura tecnica che non è partita al conteggio a scalare e questo ha comportato lo stop, per cui si torna da capo. Malagoli e Verona per chiudere lo starting five del Lodi. Invece per il Trissino abbiamo in porta Català, Faccin, Rubio, Formager e Nicoletti. Sembra un problema di non facile risoluzione. Nel frattempo, per chi ha raggiunto la diretta video solo ora, informiamo che le due squadre, la statistica delle squadre accomuna la difesa per la qualità sia di quella trissinese che quella del Lodi, che come numeri
sono fra le migliori del campionato, e invece per quanto riguarda l'attacco la situazione è ben diversa, con un Lodi molto concreto e opportunista, il Trissini invece che non riesce a controllare le fasi finali o comunque arrivare a bersaglio. I ragazzi si stanno scaldando, cercando di vedere se il problema tecnico si risolve. Ricordiamo anche che da quest'anno si sono aggiunte le indicazioni dei contasecondi a scendere posizionati dietro la porta di ogni squadra, e questa è una direttiva e anche un'impostazione tecnica che deriva dal basket, con azioni che durano massimo 45 secondi, dopodiché si inverte il possesso di palla e si riprende l'azione. Posticipo questa sera che comporta lo svolgersi di alcuni incontri della nona giornata, che a recupero di un sabato perso a causa di incontri di Euroleague. E quindi oltre a Trissino Lodi questa sera giocheranno Sarzana Follonica, presente in Eurolega, il Follonica, Forte dei Marmi Bassano, e questo è il Forte dei Marmi che ha giocato sabato, Scandiano Monza, Eurolega a carico della Monza, e poi Viareggio Valdagno, e di queste nessuno. Invece le partecipanti dell'altra competizione europea, la World Skate Europe Cup, ex Coppa CERS, che per tanti anni ha accompagnato i tifosi e gli appassionati di hockey. Chi partecipa alla World Skate Europe Cup, dicevo, sono Sarzana, Viareggio e Valdagno, però gli incontri lì inizieranno verso la seconda metà di gennaio. Il problema non sembra in via di risoluzione, Erika. Sì, ci sono problemi con il tabellone, con il cronometro, e nulla, aspettiamo di vedere se riescono a sistemare il tutto. Sembra che stiamo per partire, sembra. Bene, il signor Molli e il signor Gian Gregorio richiamano i giocatori in posizione, i portieri prendono possesso della porta. Quindi non si riparte da palla al centro come pensavo, ma si comincia da dove si era interrotto il gioco. Il cronometro lo vediamo fermo, supponiamo sarà un cronometro manuale che nella speranza venga sistemato nella seconda parte dell'incontro. Sì, il problema è il tabellone praticamente. Benissimo. Allora il primo tentativo di attacco del Lodi che non va a buon fine, intercettato da Rubio, e tiro raso terra molto insidioso di Formagé, ribatte Grimat, raccoglie Faccin e quindi rimette in gioco la palla. Comincia il gioco a tre a metà campo in preparazione della fase offensiva da parte del Trissino, con Faccin che attende in retroporta e gli altri compagni che cercano di costruire il gioco. Tenta l'infiltrazione Formagé, a supporto sempre Faccin, marcato da compagno e Querido, riesce a liberare lungo la fascia, parte Rubio, cerca di sfondare il lato sinistro e viene sventata, riesce però in uscita di porta, da dietro porta, a passare la palla a Faccin, che però con un tiro abbastanza timido non impiccerisce Grimaldi. Adesso è il Lodi che imbastisce con compagno l'azione di gioco, sempre con Verona, che ricordiamo essere il capocannoniere non del campionato ma del Lodi, in posizione 2 per quanto riguarda la classifica dei realizzatori. Torna Rubio a costruire, imbastisce un'azione sulla destra, cerca un fendente che Faccin non raccoglie in quanto coperto e marcato stretto uomo da Verona. Il Lodi cerca di
iniziare con un contropiede, ci ripensa e torna indietro. Parte una manovra più ragionata ed ecco che purtroppo sul passaggio inciampa il contropiede da Rapace Formagé, un retropassaggio che Querido non è riuscito a catturare a causa di ha inciampato sui pattini e quindi con la regola del vantaggio, nonostante avesse toccato la palla a terra, è andata a favore di Formagé, che però non è riuscito a penetrare la porta avversaria. Adesso è il Nicoletti che ferma un'aggressione sulla fascia sinistra di Querido, appoggia su Verona centralmente finta al tiro, ecco Compagno che manca la porta, ben coperto da Català, pallina alta e riprende il gioco con c'è stata una deviazione del Trissino. Molli conferma, deviazione, fallo a favore del Lodi. Parte con Verona, Compagno cerca di liberarsi per il tiro da metà campo, Querido lo copre bene, però manca il bersaglio. Formagé richiama i compagni per iniziare una nuova manovra offensiva, lancia lungo fascia per la ricezione di Rubio, che non riesce però a trovare uno spunto utile per Faccin. Compagno, parte un contropiede del Lodi che però con Verona che rallenta permette al Trissino di recuperare le zone. Ancora Querido, Compagno cerca di passare, appoggiare su Compagno, Xavier Rubio appoggia, riesce forse in maniera un po' egoistica e senza cercare l'appoggio di altri compagni di squadra, cerca di penetrare direttamente nell'area del Lodi, ma però al terzo giocatore perde palla. Il direttore di gara fischia un fallo a favore del Lodi dall'angolo. Nel frattempo si sistema anche la fascia del capitano di Malagoli. Riprende il gioco. Verona, lungo fascia per Compagno. Parte Verona, che è sempre molto pericoloso. Dei giovani dell'hockey italiano che in nazionale sta dando un ottimo contributo. Tiro molto pericoloso e centrale da parte di Querido. Palla ferma in difesa e quindi è il Trissino che riparte. Gioco a 3, Faccin, Formagé e Rubio che cercano di scombussolare la difesa uomo del Lodi. Palazzetto ha circa il 50% di capacità per quanto riguarda la tifoseria, non molto presente quella del Lodi, ma anche giornata infrasettimanale diventa un po' difficile probabilmente da seguire. Comunque il supporto di alcuni ultras è sempre presente. Grande possibilità da parte di Verona che sfugge a Faccin, si libera sul lato destro e ci pensa Català a bloccare un tiro che, pur non pericoloso, sempre molto vicino e di Compagno cerca anche lui di dribblare su Nicoletti che non permette. Altro tiro molto insidioso e sempre angolato di Català, di ci riesce, devia. Parte Querido, Compagno, un giovane del vivaio di Breganze, alcuni anni, già 16 anni se non sbaglio, ha già lasciato la propria città di formazione ed ora un tiro, una colombella deviata leggermente sopra la porta da Compagno.
riprende il gioco con palla 2 nella parte sinistra dell'area del Trissino. Dicevo, compagno che ha lasciato molto giovane anche con il fratello compagno Francesco, e ha lasciato la città per andare a fare esperienze in squadre importanti del massimo campionato per permettere appunto di maturare esperienze importanti. Gioca sul retroporta del Trissino Verona cercando compagni e effettivamente con un passaggio a mezzo metro d'altezza compagno prova a catturare al volo la pallina, marcato da Faccini, non si riesce, riparte il Trissino. Ancora niente di particolarmente emozionante questa sera al Paladante, i tentativi di segnare non sono stati molto evidenti, gioco facile anche abbastanza facile anche per i portieri. Formagé che cerca di proporre un passaggio stretto al retroporta ed interviene Grimà commettendo fallo, toccando la palla fuori dall'area. Fischiato il fallo a favore del Trissino, qualche secondo di attesa per sistemare la visiera al casco del portiere del Trissino. Sermoli sorveglia, Català torna nella sua zona di competenza. Ancora nessun cambio per nessuna delle due squadre, i ritmi non sono elevati né da parte della squadra ospite, che sembra non voler provocare la difesa del Lodi e probabilmente anche per non scoprirsi troppo e non lasciare alla velocità di Verona e compagno la possibilità di mettere in pericolo la difesa del Trissino. Riparte il Lodi, gioco largo, molto manovrato. Verona che cerca di accelerare, finta il tiro sulla fascia destra, Malavoli in centro, cerca di raccogliere un tiro di Cherido che stecca e va decisamente fuori bersaglio, senza alcuna possibilità di deviazione. Riparte Formagé, Rubio che ha sofferto all'inizio della stagione una contusione alla mano e sembra essersi ripreso. Nel tempo un palo esterno ben coperto da Grimal, e Erika mi segnala una variazione negli altri incontri. Abbiamo il Forte di Marmi che sta vincendo 1-0 contro il Bassano e lo Scandiano sta perdendo 0-2 con il Monza, anche lui Monza ricordo che ha effettuato, e adesso un bel tiro dall'area, scusate, dalla metacampo del Lodi, che però di poco esce. Dicevo Scandiano che sta perdendo 0-2 con il Monza e il Viareggio che anche lui sta perdendo 0-1 con il Valdagno. Battuta presa palla da parte di Nicoletti, Trissino che parte in fase offensiva con Nicoletti e Rubio, ecco, molto pericoloso e rimpallo che non è riuscito alla perfezione da parte di Formagé che cerca un'alza schiaccia sul lato sinistro, posteriore sinistro di Grimal. Compagno Verona tenta nuovamente un tiro non molto forte, non molto preciso, ma decisamente, ecco, invece questo era perfettamente nello specchio della porta e ci pensa Català a fermare quella che poteva essere la prima segnatura del Lodi.
Lodi che sta cercando di forzare la fase offensiva, Nicoletti cerca di rilanciare un contropiede di Faccin che non aggancia il lungo passaggio. Riparte Lodi. Cherido fascia destra, Compagno con un blocco leggermente falloso ma non segnalato da parte degli arbitri, e questo scombussola la difesa del Trissino. Riesce, e invece questa volta non passa il fallo di time out del Trissino. Sì, siamo 3 falli di squadra per noi contro l'1 appena segnato al Lodi. Nel frattempo notiamo che anche nel tabellone in visione agli spettatori il cronometro è tornato a funzionare, quindi sì, sembra risolto il problema tecnico che aveva comportato il ritardo in partenza e una pausa di un 4-5 minuti. Alle 9:05 ancora 0-0 qui a Trissino, Trissino contro Wasken Lodi. Lo scontro non è diretto, ma è importante per il Lodi poter riuscire a portare a casa punteggio pieno per mantenere la testa della classifica, è invece molto più importante, direi, per il Trissino il bottino pieno, in quanto non dovrebbe allontanare troppo la testa della classifica, comunque la prima parte, i primi 8 posti che permetteranno. Il Valdagno ha già segnato il secondo gol contro il Viareggio. Bene, quindi una lunghezza un in più. Valdagno Corsaro in Versiglia, un campo, una pista come Viareggio che non è mai facile, soprattutto per il supporto del tifo. Sì, poi è ancora presto, Leo, per tirare le somme, però momentaneamente la situazione è questa. Benissimo. Riparte il gioco, Nicoletti appoggia su Formagé all'indietro, cerca di penetrare con un sinistro-destra, scoprendo completamente la retroguardia del Trissino, che si fa sorprendere da un tiro. Ci pensa Català a deviare la pallina sulla sinistra, e torna alla regia a carico del Lodi, e ancora Català ferma un tentativo di Verona. Malagodi e Verona davanti, Compagno che cerca una girata a destra, che però esce dal bersaglio. Avanti ancora con Formagé, Rubio, fascia sinistra verso Faccin, torna indietro su Rubio che accelera il gioco ma non trova nessuno libero su cui appoggiare, viene bellamente coperto da Cherido, e qui un blocco decisamente falloso che ridà la palla a Lodi, quindi riparte con Compagno, Cherido, Verona, Cherido, Compagno, e tutto viene bloccato allo scadere dei secondi disponibili per la fase offensiva. Torna Nicoletti in possesso di palla, che libera sulla destra Formagé, prova il tiro intercettato da Cherido. Si riparte, scusate, da Malagoli. Si riparte con Cherido che appoggia su Verona. Nel frattempo Compagno esce per lasciare posto a Farisa che è arrivato a Lodi quest'anno dopo alcune stagioni passate a Valdagno, ed è Rubio con una certa veemenza riesce a bloccare una penetrazione in fascia destra del Lodi. 5 i falli di squadra a carico dei padroni di casa, 1 del Lodi. Dalle statistiche risulta che entrambe le squadre sono abbastanza corrette, sono nella parte bassa per quanto riguarda l'assegnazione di cartellini blu. Tiro da fondo campo nel frattempo da parte di Cherido. Riparte Formagé, Faccin, Rubio
Rubio in questo momento coperto da Querido, Farisa cerca il raddoppio, nel frattempo sulla destra Formagé cerca di trovare un spazio per entrare in area e Verona commette fallo, rilevato dal signor Molli. Anche per Faccin arriva il momento del cambio e in sua vece entra il capitano del Trissino, Bertinato, pronto a battere la punizione a favore del Trissino. Partiti, Formagé che cerca inizialmente di appoggiare Rubio, poi su un intervento difensivo di Farisa perde palla e quindi deve tornare di corsa in difesa a recuperare per non rischiare il contropiede. Rubio lancia la palla in una zona completamente vuota che doveva essere di Bertinato, che non ha inteso il suggerimento. Farisa, entra anche De Rinaldis per il Lodi. Farisa cerca di liberarsi, è pericolosissima questa palla che in diagonale molto vicina allo specchio della porta tressinese, passa indisturbata da tutti, sia dai difensori che dagli attaccanti. Accelera il gioco, accelerano entrambi, accelera il Trissino e anche il Lodi che con nuovo vigore, con De Rinaldis e Farisa, sembra aver trovato una marcia in più, almeno atleticamente. Bloccato Nicoletti da De Rinaldis, batte Nicoletti, appoggia su Rubio, Formagé, Nicoletti, Rubio all'indietro, parte Nicoletti con un blocco, crea spazio per Rubio che con un largo giro in area del Lodi cerca di chiudere e viene bloccato dal difensore del Lodi. Riparte Rubio, Verona e un lungo diagonale che era destinato a Bertinato viene intercettato e deviato in alto da Querido. Lascia Formagé il campo e subentra Alberto Greco, giovane del vivaio tristinese come Faccin, che quest'anno stanno trovando molto tempo a loro disposizione per dimostrare quello di cui sono capaci. Fisicamente molto capace, Greco si distingue dalle forti accelerazioni in grado di portare con sé uno o due difensori. Quello che manca ancora è l'effettiva capacità di finire quello che inizia. Parte ed è bellissimo questo suggerimento centrale con deviazione tra le gambe da parte di Nicoletti, intercettato alla meno peggio da Grimaldo. Riparte il Trissino, un contropiede 2 contro 2, poi supportato ulteriormente da Farisa e quindi in questa fase di confusione il signor Gian Gregorio ferma la palla, fallo al Trissino, contro il Trissino, e nel frattempo i falli di squadra si stanno un po' riequilibrando, 6 del Trissino e 4 del Lodi. Il Lodi che a questo punto sembra avere la necessità di commettere qualche fallo in più per fermare quelle che sono le offensive trissinesi. Buono il tiro di Farisa che appoggia sul Querido, De Rinaldis che copre con un blocco Rubio, lo scopo è quello di liberare spazio a Querido per il tiro che è abbastanza poco potente e basso, nessun problema per Capellari. Parte sulla fascia destra Salvia Rubio, Nicoletti per il centro, Rubio, Bertinato, Rubio ancora. Non trova lo spazio per il tiro dalla fascia destra, Rubio torna indietro e il Trissino ritorna a creare spazio. A questo punto c'era creata una vasta fascia libera dei difensori lodigiani alla destra di Grimat
Trisio non è riuscito ad approfittarne, quindi il Lodi con un contropiede ha fermato il gioco a 3 in area del Lodi e in questo momento, come avevamo previsto con i cambi, e questo è il terzo effettuato dal Lodi, esce Malagoli e rientra Compagno. Il terzo cambio del Lodi per mantenere una squadra da un punto di vista fisico in grado di supportare le accelerazioni che sono state negli ultimi momenti. Gioco fermo, palla a favore del Trissino, palla fischiata dal signor Molli. 8 minuti al termine della prima parte, del primo tempo. Greco, Bertinato appoggia sulla destra per Nicoletti, copre Bertinato un tentativo di penetrazione di Nicoletti bloccato dai difensori del Lodi. Fisicamente e di prepotenza Greco riprende la palla e rimette in gioco il Trissino per una nuova azione offensiva. Greco, Rubio, a quadrilatero, disposto a quadrilatero il Trissino in questo momento con Bertinato e Nicoletti in attacco, e che però geometria che cambia molto rapidamente. Greco che in difesa perde l'equilibrio nel momento in cui riceve un retropassaggio da parte di Nicoletti, mette una mano a terra con la pallina sul bastone e questo è un fallo non permesso dal regolamento. Se la pallina viene toccata mentre il giocatore tocca con qualsiasi parte del corpo terra, se non vado errata, è fallo. Time out del Trissino, da quest'anno è una variazione di quella che era il regolamento degli ultimi lustri. Il time out permessi inizialmente erano 1 a testa per ogni tempo per squadra, quindi massimo 2, di 1 minuto, 60 secondi. Quest'anno è stata data la possibilità alle squadre di gestire meglio questi secondi a disposizione per impartire nuove disposizioni, quindi è possibile chiedere un time out ridotto di 30 secondi, però di avere la possibilità anche di utilizzarne un altro, sempre nello stesso tempo. Inizialmente le avevamo parlato che come squadra erano abbastanza pulite, ma probabilmente stasera gli arbitri sono abbastanza seri, perché siamo praticamente 7 falli di squadra contro 5. Severi. E manca ancora 7 minuti alla fine e tutto il secondo tempo. Ed è successo tutto negli ultimi 5 minuti. Sì, diciamo che sono falli di squadra molto seri. Ed è cambiato passo il Trissino, hanno cambiato il passo anche il Lodi, che in questo momento con Rubio che tenta una prima percussione ribattuta da Català. Bertinato prende la palla che torna in mezzo all'aria praticamente con con Grimazzi seduto e non riesce a realizzare. Colombella in area trissinese da parte del Lodi e Català non ha problemi ad intercettarla. Nicoletti nuovamente a manovrare con Greco e Rubio a metà campo, Bertinato invece che si scambia in questo momento con Greco nella zona d'attacco, sembra voler forzare. Leo, ti aggiorno per quanto riguarda i risultati per ora degli altri campi. Il Sarzana 2-0 con il Follonica e continua ad avanzare la distanza tra il Valdagno e il Viareggio, perché siamo a 3-0. 3-0, decisamente un arrembaggio da parte del Valdagno in casa toscana. Nel frattempo abbiamo assistito a una spinta in copertura difensiva del Lodi su Greco, che lamentava un mancato fallo fischiato dagli arbitri, i quali non si sono scomposti minimamente. Altro fallo di squadra contro il Lodi, quindi 7-5, e riparte la manovra trissinese con ritmi un po' più bassi. Nel frattempo sono stati 7-6 i falli. Rubio cerca
una copertura da parte di Nicoletti che non aggancia, De Rinaldis riparte, lancia Compagno. Non c'è la possibilità del contropiede da parte del Lodi. Querido, che finora non ha lasciato la pista neppure per un minuto. Fariza cerca di sconvolgere la retrovia trissinese e questo è un palo pieno da parte di Compagno con un tiro in accelerazione, palo con palla che è uscita, e questo è un sintomo di quello che fa il Lodi quando comincia la pressione offensiva e comincia a reclamare il gol che non arriva. De Rinaldis, Querido, Fariza, Compagno, e adesso è il Lodi che accelera l'azione offensiva. Si sta stringendo, si sta abbassando la difesa del Trissino e in questo momento tocca a Català fermare tutte le palline, le incursioni che arrivano e che riescono a passare attraverso la difesa trissinese. È Català che in questo momento sta facendo la parte del protagonista con Compagno, De Rinaldis e Fariza, supportati un po' più indietro in fase difensiva da parte di Querido, che stanno cercando di fare la differenza. Greco riesce a sottrarre palla, si porta nella metacampo lodigiana, appoggia in copertura su Rubio, Nicoletti, Greco, e adesso il Trissino che, rallentando un po' il gioco, cerca di raggruppare le idee. Greco appoggia su Nicoletti che manca un tiro, stop e tiro piuttosto angolato in posizione quasi ottimale. Bertinato che uscendo dall'area, girata veloce e tiro, ma fischia fallo a favore del Lodi. Riparte il Lodi con De Rinaldis, frena e raggruppa le idee. Compagno, Fariza, Querido. Sempre due giocatori nell'area del Trissino o comunque nella zona avanzata del Lodi, a differenza del Trissino che normalmente lascia solamente un giocatore in zona offensiva, e questo dimostra che le direttive di vari coach danno prevalenza alla fase difensiva. Il Trissino che con un Lodi, con una squadra così solida e importante, non vuole lasciare scoperta la zona difensiva dei padroni di casa. Da centrocampo del Trissino, Fariza che appoggia su Querido per un tiro, è uno schema che non riesce in quanto Rubio aggancia il patino di Compagno e con questo recupera un cartellino blu. Cartellino blu con fallo tecnico, comporta espulsione di 2 minuti e power play da parte del Trissino, tiro libero che lo stesso Compagno cercherà di eseguire, e qui se si deve andare a vedere la statistica, non sono molti i tiri liberi che il Lodi ha avuto la possibilità di giocare. Vediamo se Català riuscirà a coprire la fantasia o la potenza. La possibilità è quella di giocare o di tirare. Partito ed è gol, è stata giocata, segna Compagno. E con questo gol il power play viene annullato, entra in campo
Filippo Schiavo, giovanissimo coetaneo di Greco e di Faccini, ma fatto sta che il Lodi è riuscito a ottenere e a concretizzare quello che era nell'aria già da tempo, e ha, diciamo, anche sbugiardato la classifica. Non risultavano tiri diretti realizzati del Lodi, con una statistica molto bassa, e questo cambia radicalmente le cose. 2 minuti al termine del primo tempo, ed ora sta al Trissino dover dimostrare di essere una squadra in grado di reagire. Il tiro libero giocato da Compagno è stato abbastanza semplice, con finta e controfinta. Català sbilanciato sulla destra e Compagno molto preciso sul lato sinistro, centrato a mezza altezza. Farisa appoggia all'indietro per Compagno, che tenta un tiro dalla tre quarti ben coperto dalla difesa trissinese. Ancora in avanti Compagno, che sembra insieme a Farisa essere la punta, una delle due punte più pericolose del Lodi in questo momento. Schiavo e Greco che cercano l'intesa al volo davanti a Grimau, non riesce, ed ecco Formagé che sul lato destro cerca la corsia per poter tirare, ma non trova con Farisa che fa da barriera. Formagé accelera, prova e nuovamente commette fallo Grimau, fallo del Trissino, time out. Terzo time out di questo primo tempo, 43 secondi al termine. 7-6 la situazione dei falli, 0-1 le reti a favore del Lodi, segnato Compagno su tiro libero. E qui questa non ci voleva. Il fatto di aver preso il cartellino blu a pochi minuti dalla fine del primo tempo un po' spiazza, perché fino ad ora, secondo me, è stata una bella partita da vedere. Era nell'aria la pressione, insomma, che il Lodi stava cercando di effettuare sulla difesa trissinese con le varie accelerazioni, e andare all'intervallo con un gol di svantaggio è sicuramente psicologicamente più pesante che con un penalizzante, che andare con un pareggio, che sia 1-1 o 0-0. Sta per riprendere il gioco, time out richiesto dal Lodi per spezzare le veemenze del Trissino, che cerca appunto di recuperare lo svantaggio recuperato da poco. Pallina in carico al Trissino, vanno a battere Schiavo e Greco, con Bertinato e Formagé che fanno da Alfieri a metà campo. Riprende il gioco e bisogna vedere se il Trissino riuscirà a portare a termine un attacco in senso positivo. Cherido che copre su Schiavo, fisicamente agli opposti. Formagé, 10 secondi al termine del primo tempo, tiro purtroppo piuttosto debole e di facile cattura da parte di Grimau. E qui la sirena arriva e manda le squadre a riposo. E finisce qua il primo tempo di Trissino Lodi. Nona giornata del campionato, con 0 reti per il Trissino e 1 rete per il Lodi. Vediamo, Leo, se dici negli altri campi, dopodiché possiamo eventualmente salutarci. Fare la pausa anche noi. Esatto, per 5 minuti.
Allora abbiamo, come dicevo, Trissino Lodi 0-1, Sarzana Follonica 2-1, ha accorciato la distanza Follonica. Forte dei Marmi Bassano 1-1, cioè sta pareggiando il Bassano, sta reagendo praticamente. Lo Scandiano con il Monza 1-2, anche lo Scandiano ha segnato perché prima erano 0-2 per il Monza. Viareggio Valdagno, ahimè, sta vincendo il Valdagno. Per il derby. Sì, questo è cuore blu celeste, quindi Cuore blu celeste da portare avanti. esatto. Comunque diciamo che tutto sommato tutte le partite sono ancora aperte. Tutto molto aperto, il Viareggio dovrà lavorare parecchio, però restando qui nel nostro campo anche il Trissino, perché Sì. in questo momento è stato pericoloso solamente in una o due azioni, mentre il Lodi ha confermato una sua propensione Sì, tutto alla sommato concretezza. penso che come primo tempo sia stato abbastanza equilibrato. Abbiamo avuto questo cartellino blu che ci ha penalizzato per quanto riguarda il tiro, però cosa dici Leo? Non sembra una partita La squadra di livelli distanti, mi sembra, no? bisogna vedere chi alla lunga riuscirà ad avere più autonomia psicologica e fisica. Soprattutto psicologica, presumo, perché tecnicamente sono due squadre, penso forti. Forti in difesa, ma lo vedremo fra poco. Il Català è stato straordinario fino adesso, nulla da togliere al portiere dell'Odi, che però è stato, diciamo, preso meno di mira. Meno, È stato, sicuramente, almeno nella seconda parte del secondo tempo. se non sbaglio, tempo. ci sono stati due pali a testa. Due pali a testa, quello netto di Compagno Che io per il sinceramente Trissino l'avevo e il visto. tiro di Sali Rubbio. Non avevo neanche visto il tiro, quindi Comunque, se non sentivo il rumore. lo vedremo fra poco. Allora Esatto. vi salutiamo, ci sentiamo fra 5-6 minuti. Pausa caffè e poi torniamo con voi in diretta ritorno. streaming. Grazie.
Buonasera, bentornati. Sono Leonardo in compagnia della Erika questa sera a sostituire il buon Nicola Ciacci, che questa mattina è diventato Papà per la seconda volta. papà per la seconda volta di una bambina di nome Anna, e gli facciamo tantissimi auguri e indegnamente sono qui a sostituirlo non è vero. in questa impresa. Siamo qui a commentare il secondo tempo di Hockey Trissino contro Wasken Lodi, nona giornata Di campionato. del girone di andata del campionato in Serie 1 di hockey. Pallina in mano al Trissino, partono i secondi 25 minuti in capo alla partita e il compito del Trissino è quello di dover recuperare lo svantaggio di un gol che è sopravvenuto a pochi minuti dalla fine del primo tempo su una punizione, un tiro diretto eseguito da Compagno, da Francesco Compagno, e è realizzato anche in power play. Parte il Lodi decisamente più offensivo anche in questa seconda fase. Il risultato di questo secondo tempo sarà chi delle due squadre riuscirà sia fisicamente che psicologicamente a reggere, e questa è una brutta fase di difesa del Trissino che permette a Verona di effettuare un tiro che Català sventa. Scusate, Malagoli. Ulteriore tiro anche di Farizza, ci pensa il portiere del Trissino a mandare la palla fuori da zone pericolose. Starting five del Trissino nel secondo tempo con Rubio, Nicoletti, Greco, Formagé e Català. Per il Lodi invece abbiamo Malagoli, Farizza, Verona, Cherido e Grimati, il portiere. Comincia la fase di preparazione dell'attacco lodigiano e riesce Rubio a sfilare di mano la palla, scusate, dalla stecca alla palla, che però non riesce a concretizzare un contropiede che poteva diventare interessante. Farizza, palla a Farizza, piega su Malagoli, Verona, Malagoli cerca il gioco di fine e non visto dai tecnici un fallo probabilmente di Greco, non visto dagli arbitri, e fase offensiva del Trissino che termina molto rapidamente in quanto perdono la pallina. Torna con un tiro veramente insidioso Malagoli, riparte il Trissino con Formagé, Nicoletti indietro per Greco che finta il tiro e appoggia nuovamente su Nicoletti, Rubio che cerca degli spazi nella zona retroporta del Lodi, ripiega su Formagé e ci riesce, niente, sembrava una palla deviata all'asta che poi esce con una girata sulla sinistra di Formagé e ha lasciato un po' tutti basiti. È mancato solo il fischio. Delusione per questa mancata occasione che Grimont è riuscito a sventare. Tiro rasoterra apparentemente insignificante di Malagoli e riesce a realizzare. Chi l'ha segnato? Riesce a realizzare il gol, il Lodi, il raddoppio, e questo mette in crisi. Segna per il Lodi Verona. Riesce a realizzare il raddoppio che mette in crisi un po' quelle che sono le
le speranze del Trissino, che stava cercando di attuare una pressione offensiva importante. Due occasioni sprecate e quindi, come dice giustamente la statistica, subito il gol viene subito. Direttori di gare che fischiano un fallo a favore del Trissino, che inizialmente sembrava dovesse essere battuto dall'angolo esterno dell'area. E a proposito di falli, siamo arrivati 7-7. 7-7 e quindi si avvicina rapidamente la soglia del 10° fallo, che comporterà un tiro libero alla squadra che appunto raggiungerà il 10° fallo, dopodiché ogni 5 tiro libero. Batte Formagè che appoggia su Rubio e con un tiro veramente rasoterra non riesce a prenderlo con il pattino Grimaud. Il tiro che all'aria non sembrava così pericoloso, non sembrava poter impensierire il portiere del Lodi, che ha cercato di parare con il pattino e però ha mancato la presa passando sotto le gambe. Cambio per il Trissino, esce Greco e entra Faccin. Malagoli che cerca di appoggiare un Farisa, che cerca nuovamente di ritornare la pallina a Malagoli, ci pensa Català a sventare questa insidia a mezza altezza dell'area trissinese. Riparte Rubio in contropiede. Azione velocissima del Trissino che riesce bene, con Nicoletti che raccoglie l'appoggio e ancora Rubio che si sta praticamente evidenziando per particolare perspicacia nel catturare i passaggi dell'Odi. Formagè vede libero Faccin alla destra di Grimaud. Faccin riesce di prima a tirare, palla alta. Niente da fare ancora per il Trissino, la situazione si sta un po' riequilibrando, i padroni di casa sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio, 1-2 attualmente e 7-7 la situazione falli di squadra, falli tecnici. Lodi in attacco con Farisa, Verona su Querido che veglia in difesa, fa buona guardia, Rubio prende palla, Trissino e riparte. Appoggia in profondità su Faccin che prova un tiro coperto da Verona e si riparte. Si riparte con Malagoli, Verona, Querido, tiro intercettato da Faccin. E Verona lascia scorrere la palla in difesa nell'area metacampo del Lodi e riparte con velocità. Verona tiene palla, passa su Malagoli. Niente da fare per quanto riguarda il tentativo di Malagoli di giocare all'alza e schiaccia da retroporta su Català. Nicoletti che rimette in gioco il Trissino. Faccin che in maniera un po' ingenua perde palla in una fase non importante ed è Querido che cerca un tiro incrociato di precisione, però va a buon fine. Rubio, riparte il Trissino con Rubio, Nicoletti, Faccin, Nicoletti, Rubio con accelerazione in taglio sull'area dell'Odi, Formagè, Rubio ancora, Rubio che cerca di penetrare e passa su Faccin che raccoglie il passaggio, il triangolo di fronte a Grimaud, ma non c'entra la porta.
tiro rasoterra di Formagé che in 2 tempi riesce a parare deviando un campanile altissimo senza toccare alcun oggetto. Cerca Rubio di appoggiare nuovamente su Faccin in centro aria, ben coperto da Malagoli, che riparte e quasi distratto, non riesce a rendersi conto del 10° secondo di passare la metà campo e fa scattare il fallo dei 10 secondi. Formagé che cerca di tirare, Malagoli prende palla e allontana la stecca di Verona pensando forse che sia di un avversario, e comunque mette fallo il Trissino. Palla in mano a Lodi con Farisa che rimette in gioco il tutto, Cherido, e nel frattempo entra Compagno, evidentemente, e subito con un tiro precisissimo ma che non fa spostare di 1 millimetro Català, che intercetta. Compagno, primo cambio del secondo tempo da parte del Lodi. Attualmente quindi in pista per il Lodi abbiamo Cherido, Malagoli, Farisa, Compagno. Prima riparte Formagé con finta per un taglio all'interno dell'area che poi abortisce, appoggia ancora su Rubio che mangia una colombella a 10 cm a terra di fronte a Grimaud che intercetta. Eccolo il bellissima triangolazione da dietro porta di Rubio su Faccin, e questa ha l'abilità di Grimaud a fermare questa possibilità di raddoppio del Trissino. Squadre un po' più lunghe, decisamente è cambiata la tecnica la tattica rispetto al primo tempo. Compagno con la sua inventiva e con le sue e riesce in questo caso Català a fermare un'alza al schiaccia di Malagoli che esce sulla sua destra del retroporta. Dicevo, Compagno che con la sua fantasia e capacità tecnica riesce sempre a trovare delle giocate veramente pregiate, importanti, e spetta però ai compagni di squadra dover finalizzare questi assist di presa. Riparte il Lodi che rallenta un attimo, entra De Rinaldis per Malagoli che è andata a maturare un meritato riposo. Fallo commesso da Català per intercettare una pallina in mano a Compagno che stava sgusciando dalla zona posteriore della porta. Batte Compagno su Farisa, Cherido con Compagno che cerca di coprire la zona immediatamente prospiciente al portiere del Trissino Català. Farisa che scarica all'indietro su Cherido, riparte Compagno, Farisa che cerca di avanzare sulla fascia sinistra, passa dietro porta Trissino e ritorna all'indietro su Cherido che per evitare lo scadere dei 45 secondi effettua un tiro da metà campo intercettato dal suo stesso compagno De Rinaldi. Riparte Formagé, Nicoletti, Rubio. 14 minuti al termine dell'incontro, 1-2 il risultato, Trissino Lodi. Faccin che gioca sulla fascia destra, cerca di liberarsi da Compagno dall'angolo di gioco e scarica su Rubio, quindi Formagé coperto da 2 giocatori, da De Rinaldis e Cherido. Rubio che scarica sulla sinistra verso Nicoletti che cerca un appoggio al volo per Faccin che non si accorge neppure e non riesce a intercettare. Un po' di confusione in questo momento nella difesa del Trissino che permette a Farisa un tiro da
7-8 metri da Català che para. Ottimo il lavoro delle difese, difese estreme dei portieri di entrambe le squadre. Nicoletti cerca un appoggio, Nicoletti con Faccin che non riesce a liberarsi, torna indietro Rubio che cerca un'accelerazione per poi tirare in porta e Grimaud, ottima parata con portiere che esce alcuni metri dalla sua zona di competenza. Nicoletti finta un tiro da metà campo, nel frattempo raccoglie Formagé, Rubio e Nicoletti che tira fra i pattini di Chierido, intercetta la palla e riprende la fase offensiva a carico del Lodi. Farisa, De Rinaldis che gira in senso orario sulla metà campo del Trissino, ritorna indietro, Chierido, ancora Farisa che sembra cercare il tiro che è decisamente e sproporzionatamente alto. Time out del Lodi, richiesta time out del Lodi. Nel frattempo se la Erika ci aggiorna sulla situazione degli altri campi. Vediamo che... Sì, praticamente siamo Sarzana 3, 1 Follonica, Forte dei Marmi 1, Bassano 1, Scandiano 2, Monza 4, Viareggio 1, Valdagno 5. Bene, e quindi siamo a commentare la seconda parte del secondo tempo di una partita che è apertissima per quanto riguarda sia le occasioni che per la capacità di entrambi gli allenatori di far girare l'attacco in maniera da impensierire l'avversario. Cambio nella compagine del Trissino, esce Faccin e entra Schiavo. Immutata invece la formazione del Lodi. Riparte Formagé con un incrocio che riesce bene, intercetta Grimaud, Rubio, ancora il Trissino in attacco. Savi Rubio con Nicoletti che cerca il stop, girata e tiro, però ben coperta da Chierido. Ancora Nicoletti che tira e finisce involontariamente sul pattino di De Rinaldis. Deviata alta e quindi punizione a favore del Trissino. Schiavo vuole evidenziare che la toccata è venuta fuori dall'area di fronte a Grimaud e Molli non è dello stesso avviso. Riparte il gioco, tiro molto insidioso di Formagé che Grimaud sventa in maniera molto efficace ed è Compagno che cerca di effettuare un assalto scavalcando 3 difensori, 3 giocatori del Trissino e il tutto finisce cadendo di fronte ai piedi, ai pattini di Adria Català. L'arbitro Molli ha fischiato un fallo, non si capisce bene. Non si capisce bene. Praticamente. Primo richiamo ufficiale, i giocatori del Lodi si erano recati verso il dischetto del rigore convinti che il fischio fosse un rigore a loro favore e infatti anche nel palazzetto il pubblico si è ammutolito e sarebbe stata una decisione veramente eccessiva. Comunque si riparte da una punizione a favore del Lodi con Malagoli, Compagno e Chierido che sono pronti a partire con lo schema previsto. Appoggia su
Francesco Compagno tira, esce di poco alla destra della porta di Català, riparte Compagno con una velocità notevole, Schiavo intercetta, passa su Nicoletti e parte, e questa volta rigore. Il fallo è reale, e con la triangolazione di Nicoletti si chiudeva con Rubio che doveva arrivare in porta, è stato atterrato durante il gesto atletico. Questa è un'ottima opportunità per il Trissino, anche perché siamo 9 falli a 7. 9 falli e 7, quindi alla vigilia del secondo tiro libero a favore del Lodi. Sì. Penalty a favore del Trissino, Speriamo si appresta a tirarlo il giovanissimo Alessandro Faccin e si posiziona Grimaud, Faccin pronto a tirare. Cala il silenzio, tira e segna, gol di Alessandro Faccin. E con questo gesto Alessandro Faccin del vivaio trissinese porta la squadra di casa in pareggio, in una situazione di parità per quanto riguarda il risultato. Un recupero dei trissinesi che è veramente importante dal punto di vista psicologico e che soprattutto scompensa sicuramente quelle che sono le dinamiche della difesa del Lodi, che a questo punto dovrà pensare a recuperare il vantaggio perduto. Vai, siamo Erika. Praticamente ritornati ad essere allo stesso livello come punteggio. Purtroppo arriva il 10° fallo. È arrivato il 10° fallo a carico del Trissino e quindi a questo punto un tiro libero che sarà effettuato da Francesco Compagno. Questo non ci voleva, però meglio adesso che più meglio avanti. Ora che a 1 o 2 minuti dal termine. Sì, anche perché siamo a 10 minuti e come ben sai Leo, 10 minuti in una partita di hockey è una vita. Vediamo se riuscirà a cambiare nuovamente la statistica per la realizzazione di tiri liberi del Lodi. Ed è Francesco Compagno, bravissima l'azione di Català in doppio e triplo tempo su Compagno che non riesce a riprendere la pallina per realizzare. Applausi da parte del pubblico di casa al grande Adria Català, che si rivela ancora una volta un ottimo portiere e riesce a sopportare sia il peso psicologico del secondo tiro libero e al doppio e triplo tap-in tentato da Francesco Compagno. Riparte il gioco con la palla a 2 che risulta nelle mani di Xavi Rubio. Rubio che riparte, appoggia su Nicoletti, Ferran Formagé, Rubio, Nicoletti, ancora Rubio che in accelerazione libera in maniera meravigliosa Nicoletti, che non deve far altro che accompagnare una palla che però d'altra parte dalla sua bravura atletica, gesto atletico e tecnico molto capace di Grimaud, che riesce a bloccare. Palla in mano al Lodi che a questo punto risulta scombussolato sicuramente ed è qui a questo punto che i campioni devono cercare di reagire in maniera più efficace possibile. Fallo subito dal Trissino da Rubio, 8° fallo di squadra durante una fase di penetrazione dalla fascia sinistra in area esternamente all'area lombarda. Riparte Rubio,
con appoggio su Nicoletti. Fallo ancora a favore del Trissino. Si tratta del portiere che tocca la palla fuori dall'area mentre non è sui patini, quindi appoggia una parte che a quel punto, essendo fuori dall'area, non ha più la prerogativa e diventa un giocatore qualsiasi. Rubio cerca di liberarsi, Compagno che con una steccata a livello del ginocchio colpisce il giocatore tricinese che si lamenta del mancato fischio. Non va a buon fine la penetrazione di Rubio, Compagno che dribbla Formagé, finta l'entrata in area tricinese e però a questo punto è Verona sì, esatto, che ha liberato Malagoli per un taglio in area del Trissino pericolosissimo. Malagoli non ha agganciato. Riparte il Trissino con Rubio, Formagé perde palla in tentativo di dribbling, Nicoletti, Formagé, Nicoletti ancora, rallenta un attimo i tempi il Trissino, Rubio che cerca di scartare Malagoli, non passa il tunnel ma poi da dietro Malagoli blocca la pallina. Verona, Malagoli, adesso è il Lodi che da fuori tenta un tiro intercettato da Català. Formagé prende metri, si porta al seguito Compagno, scarica all'indietro su Rubio e nel frattempo il direttore di gara Molli fischia il 45esimo secondo dell'azione di gioco. Time out Lodi. Un aggiornamento dagli altri campi per quanto riguarda questa nona giornata parzialmente giocata da tutte le squadre, in quanto due sono state disputate regolarmente sabato scorso. Allora, ti do la notizia che Scandiano Monza è finita 4-5. Quindi lo Scandiano che perde in casa contro il Monza. Abbiamo il Sarzana 4-1 con il Follonica, sta vincendo il Sarzana in casa. Forte dei Marmi 2-1 con il Bassano, sta vincendo anche lui in casa. Viareggio sta recuperando e sono 3-5 per il Valdagno, sì. Bene, quindi ancora 4 gli incontri aperti. Sì, esatto. Per il Monza, da quanto risulta, il Monza non ha accusato la fatica di Eurolega, è riuscito a portare a casa una vittoria in trasferta che non era scontata, un campo, quello dello Scandiano, abbastanza difficile. Così come sì, abbastanza ostico anche quello dello Scandiano, sì. Rimessa in gioco da parte del Trissino, 7 minuti e 30 secondi alla fine dell'incontro, 2-2 il risultato. Riparte Verona con un'accelerazione indifferente, libera sulla destra Farisa, coperto sia da Català che da Formagé, sempre Farisa con un tentativo di aggirare l'area trissinese e tornare verso la zona d'attacco, viene messo a terra da Schiavo. 11° fallo di squadra del Trissino e palla a Lodi. Farisa su Malagoli, scusate, su Cherido, Verona. Trattenuta da parte di Verona e palla nuovamente al Trissino, riparte Formagé, tiro lunghissimo in appoggio a Schiavo che attende dietro la porta del Lodi, coperto da due giocatori, ritorno in copertura difensiva del Trissino con Cherido che cerca di trovare la parte centrale della pista per poter tirare, ben coperto da Rubio. Si riparte con Formagé in fascia sinistra,
metà campo indietro per Bertinato, che fa prendere fiato a Nicoletti. Rubio, appoggio per Filippo Schiavo, che non intercetta. Bella parata di Català, un tiro non impegnativo e comunque sempre insidioso nel momento in cui un attaccante è pronto a ricevere l'eventuale rimpallo. Bellissima l'azione, il triangolo da parte di Verona su Malagoli, che libera completamente Malagoli alla destra di Català, che però non si fa sorprendere. È ottima l'azione difensiva del portiere tressinese. Vicentini nuovamente in regia d'attacco, Rubio che tenta di potenza, si abbassa anche Schiavo per evitare il tiro che esce di poco sopra la traversa. In attesa che rientri la pallina in campo uscita dalla deviazione dell'asta, riprende il gioco. Cherido su Verona. Cherido guadagna metri nell'area, nella zona di campo del Trissino, scarica su Farisa, Verona, Malagoli, Farisa, che continua a girare e a guadagnare metri. Riparte Verona che stava per perdere palla per un'azione difensiva di Greco, che nel frattempo è venuto in campo a dare il cambio a Schiavo, e lì è Farisa che con un tiro in contorsione riesce a far arrivare la palla davanti a Català. De Greco con gesto atletico riesce ad arrivare con un'accompagnata non però così potente da interferire Grimau. Tiro di Farisa fuori dallo specchio, riprende la pallina Greco con copertura di Malagoli in difesa. Formagé. Partita ancora piuttosto aperta, Formagé che appoggia palla in direzione di Greco con palla che rimbalza e Greco non aggancia. Riparte Malagoli, Verona, coperto da Rubio, Cherido, Verona, triangola, difesa e metà campo il Lodi. Ancora con Verona che cerca una prelibatezza, alza e schiaccia da retroporta su Català, che non ci casca. Greco copre su Farisa ed è Català costretto a commettere fallo per fermare la fase offensiva del Lodi da retroporta trissinese. Time out del Trissino, 3 minuti e 39 a termine dell'incontro. Situazione falli di squadra: 11 Trissino, 8 per il Lodi. Stiamo entrando nella fase clou della partita, nella fase in cui i gesti atletici richiedono molta più fatica, in quanto i giocatori sono stanchi dal tempo trascorso precedentemente, e a questo punto anche la fase psicologica delle squadre, che deve restare ferma e non farsi sbilanciare dalla stanchezza fisica. Si riparte con una punizione a favore del Lodi, è Malagoli che giocherà con Verona. Verona sembra cercare l'appoggio di Farisa e però ritorna su Cherido dall'altra parte del campo. Sempre il Lodi che con un tiro che era decisamente fuori dalla porta, deviato al volo da Malagoli,
rimbalza a terra e sfiora il palo, la parte bassa del palo alla destra di Català. Rubio in un contropiede che viene immediatamente coperto dalla difesa lodigiana. Tocca con il pattino e si riparte con la punizione a favore del Lodi. Un po' di contestazioni in quanto alcuni tifosi pensavano che il fallo fosse da fischiare a favore del Tristino. Greco a ripartire con 2 minuti e 50 al termine. Rubio appoggia a Bertinato che da distanza un po' elevata cerca il tiro di prima tirando alto, ed è lo stesso Rubio che richiama Bertinato alla possibilità di portare avanti e avvicinarsi ulteriormente a Grimau. Ancora Verona che riesce sempre a liberarsi alla tre quarti trissinese, fuori bersaglio il tiro a mezza altezza. Cherido, e in questo momento il Lodi sta puntando molto sui tiri con eventuale deviazione o comunque al tiro sporco. Formagé, Greco, punta al tiro e poi si vede coperto da Cherido. Formagé all'indietro per Rubio che riparte in velocità, guadagna metri, arriva vicino al portiere del Lodi, ma nulla di fatto. Riparte il Lodi, Verona con accelerazione fino alla tre quarti trissinese, non trova dei varchi, Greco lo copre e quindi si vede costretto Verona a scaricare su Cherido. Cherido ancora con Farisa praticamente fisso davanti a Català, perde palla il Lodi e lascia spazi liberi per il contropiede del Trissino, con Rubio che cerca di fare in maniera un po' egoistica il finitore. Bellissimo questo tiro, come detto, del Lodi di Verona, che poi in ribattuta viene deviato in porta da Farisa. Time out del Lodi, ed ora è il Lodi che chiede un time out per rallentare i tempi. A questo punto, con 1 minuto e 10 al termine, si verifica quello che non dovrebbe succedere per una squadra che punta alla vittoria, cioè quello di subire un gol nato dalla pressione offensiva del Lodi, con un evidente bagaglio tecnico importante, e con il Trissino che forse per la fatica fisica o forse per la fatica mentale ha subito queste sequenziali azioni veloci ma anche efficaci degli ospiti. Lombardi in vantaggio 3-2, e a questo punto al Lodi non resta altro che cercare di gestire o possesso palla o una difesa impenetrabile, quale dovrebbe essere. Rubio che cerca di proporre una fase d'attacco del Trissino, e come spesso accade in queste situazioni l'allenatore del Trissino nell'ultimo minuto disponibile si gioca la tattica di giocare con 5 giocatori di movimento, facendo uscire il portiere nel momento in cui la squadra è in attacco. Contropiede del Trissino, Rubio appoggiato da Formagé che cerca un fallo con Molli, che l'arbitro Molli che lo avvisa per simulazione, e sembra che stia per entrare il secondo cartellino blu con espulsione di ulteriori 2 minuti per Savio. E quindi
è il secondo, era già stato avvisato, lo informa il direttore di gara Molli, era già stato avvisato precedentemente Rubio e al secondo avviso scatta il fallo. E a questo punto diventa quasi impossibile per il Trissimo il power play, 45 secondi al termine dell'incontro, palla in mano a Lodi, con 3 giocatori contro 4, a Lodi diventa un gioco da ragazzi mantenere il possesso palla, non tanto per attaccare o realizzare un'altra rete, bensì per portare alla termine. A termine ed è con un'azione più di istinto e di cuore che il portiere del Trissino esce dall'area giocando la palla in difesa e purtroppo scoprendo la porta è il Lodi che riesce a realizzare la quarta rete e che quindi chiude definitivamente l'incontro. (13 secondi alla fine, tentativo disperato di Nicoletti di poter ridurre lo svantaggio. È finito il power play del Trissino che però a questo punto si trova con una doppia rete di svantaggio e che si porta fino al termine dell'incontro. È un peccato e purtroppo, come detto, sempre negli ultimi 2-3 minuti succedono cose. È successo l'inverosimile, l'ultimo minuto della partita. Che non sempre si riescono a spiegare. Seguono ragionamenti appunto logici, però diciamo che tutto sommato comunque Lodi non ha rubato nulla. Assolutamente, la squadra è molto solida e molto efficace e la caratura tecnica è indubbiamente del livello che si merita e è stato bravo il Trissino a reggere le pressioni nei momenti in cui Lodi ha deciso di riprendere il risultato, di riprendere la testa della gara. E adesso quindi adesso sì, ci salutano e ci spostiamo sugli altri campi. Sì, ci spostiamo un attimo sugli altri campi per vedere il resto delle partite. Il Sarzana sta ancora giocando, è 7-2 con il Follonica. E anche lì probabilmente Forte dei Marmi, Bassano è finita 2-1, Scandiano, Monza è finito 4-5 che lo dicevamo prima, Viareggio, Valdagno deve ancora finire, però è 4-6 per il Valdagno. Ancora 2 partite aperte. Esatto. Di questa nona giornata. Io ringrazio Leonardo per il supporto tecnico e morale soprattutto della partita. E io mi sposterò al centro, scambierò due parole con l'allenatore Resende in uno per quanto riguarda il Lodi e per quanto riguarda il Trissino farò 2 domande ad Adria Català. I protagonisti. Esatto, che dire? Anche se l'allenatore non si dice mai protagonista, comunque con la capacità di far girare una squadra in queste... Sì. È importante. Merito anche all'allenatore. Grazie a tutti. Il decima giornata che sarà giocata fuori casa. No, in casa contro il Forte dei Marmi sabato. E l'altra testa della classifica. Esatto, partitine semplicissime. Un grazie a tutti, ringrazio Erika Lucato, ringraziamo Link Video per tutto il supporto tecnico, le riprese, il cameraman Franco Albanese e chiude questa serata. Okay. Ci sentiamo dopo. Grazie e a dopo.
Eccoci qua, aspettiamo, ecco che sta arrivando, mi sta raggiungendo Nuno, un minuto. Ecco qua Nuno, ben ritrovato, l'allenatore dell'Odi, 2 battute veloci. Che lettura mi fai di questa partita? Una bella vittoria, una vittoria di qualità, abbiamo meritato, abbiamo sofferto anche perché Trissino, al di là del campionato che sicuramente è un po' sotto di quello che aspettava, ma è una squadra sempre molto organizzata, è una squadra che ti ha fatto anche soffrire. Peccato principalmente il 2-1, non possiamo soffrire con le reti così. Eravamo in vantaggio, appena fatto vantaggio, lì era importante rimanere con quella situazione, anche se possiamo passare davanti, portare ansietà e stress sulla squadra. Hanno fatto su una situazione che anche l'Under 11 non può soffrire, ma sono cose che dobbiamo continuare a sistemare. Mi sembra che è un calo di concentrazione lì. Ma dopo ho visto una squadra che 50 minuti più veloce, più intensa, con più qualità, a volere vincere la partita e ricordiamo la trasferta a Porto ultima sabato, anche una sconfitta abbastanza dura, ma la squadra ha reagito molto bene, con una testa, con una consapevolezza e sono abbastanza soddisfatto. Molto bene, e ti chiedo solo un'ultima cosa, la prossima l'avete in casa con il Breganze, che aspettative avete per la partita? Adesso riposare, recuperare fisicamente e anche mentalmente di questa fatica e sicuramente vogliamo fare una partita competente contro una squadra molto difficile, una squadra che sono 2 anni che non riusciamo a vincere a casa, è sempre lì una squadra molto ostica per noi, ma che vogliamo fare 3 punti ovviamente con tutto il rispetto, ma lavorando molto e principalmente cercando di fare bene le cose. Se dovessi dare una percentuale alla tua squadra come amalgama, come completezza della cosa, che percentuale daresti? No, lascio sempre per gli altri, io sulla mia squadra quella che sento io sempre è che abbiamo sempre spazio per crescere, per lavorare, non prendere quel tipo di reti, essere molto più precisi sulla porta perché ultimamente abbiamo 2 situazioni chiare testa a testa che non possiamo sbagliare se vogliamo andare a questo livello e principalmente riconquistare il scudetto. Questa è la mia preoccupazione, sul percentaggio lascio a voi che siete quelli che fuori possono fare questo lavoro. Va bene? Io intanto ti ringrazio, buon rientro e ci vediamo al ritorno, grazie. E adesso aspettiamo, chiamiamo Adrià un attimino. Ecco che ci raggiunge il nostro portierone, ben rivisto Adri. Allora, personalmente ho visto delle magie fatte da te. E per quanto riguarda la valutazione di questa partita ti chiedo te di spiegarmi un po' come me la puoi descrivere. Beh, io penso che è ovvio che per noi era una partita difficile contro una grande squadra, però penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo avuto delle occasioni, magari non tante, ma abbiamo avuto delle occasioni per far gol, abbiamo giocato bene anche in attacco, le prestazioni nelle ultime 3 partite sono buone, però abbiamo raccolto un punto e probabilmente oggi ci poteva stare un pareggio a Valdagno, una vittoria col Monza, erano 5 punti, invece ne abbiamo solo 1, si paga caro quest'anno con un campionato così. Però l'importante è che le prestazioni sono buone e dobbiamo ripartire da qui. E per quanto riguarda, ti chiedo 2 parole per la tua ex squadra, come l'hai vista? Beh, loro come al solito sono tra le favorite anche quest'anno per vincere, sono fortissimi, li ho visti bene, non era facile per loro oggi venire qui dopo una trasferta in Portogallo importante, venire qui in una pista per il Lodi sempre difficile, ma hanno fatto un'ottima prestazione anche loro, penso sia stata una bella partita equilibrata e loro
cioè, lottano per altre cose, sono in cose diverse a quello che lottiamo noi. Vabbè, speriamo di noi raggiungere i nostri obiettivi e che loro raggiungano il loro obiettivo. Ti chiedo un'ultima cosa, adesso sabato avremo in casa il Forte dei Marmi, un'altra bella squadra. Non è sabato a Tiene? No, abbiamo Forte dei Marmi. Come oggi. Come la vedi? Cercare di fare una partita come quella di oggi, le prestazioni dobbiamo continuare a fare queste, bravi in difesa, e continuare così, prima o poi i risultati arriveranno. Io ti ringrazio, ti mando a fare la doccia perché almeno ti prepari, ci vediamo dopo e grazie ancora Andrea, grazie mille. Bene amici, ci vediamo sabato prossimo, ci ritroveremo qua in casa, tornerà Nicola Ciatti per resumo, anzi sicuramente con un sorriso a 14 denti e vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Link Video e alla prossima, grazie mille.